ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, vi vedo belle cariche già per allenarvi, ma prima di iniziare volevo tirare fuori una piccola sorpresa che ho organizzato, ma proprio una cosa che secondo me vi farà molto piacere. C'è una persona che vi accomuna tutti, che vi fa un video saluto e oggi vi seguirà per questo allenamento, quindi chiedo alla regia se per caso ha pronto So già chi è. un video. Anch'io. Già chi è? Come so già chi è? No, chi pensava? Ciao ragazze, volevo salutarvi, mandarvi un abbraccio virtuale. Sapete quanto per me è difficile mandare abbracci, quelli virtuali sono perfetti. E, in bocca al lupo per la diretta di oggi, proverò a seguirvi. Sapete, no? Sono un pochettino a rischio bilancia come un po' tutti in questo periodo, quindi è caso che torni ad allenarmi per non riprendere i chili che, come sapete, con grossa fatica ho perso durante l'ultima stagione. Scherzi a parte, mi raccomando, Ilenia, fai lavorare Francesca e Laura. Buona diretta a tutti, buon allenamento. Grazie. Grazie. Dai, che carino. Allora, io ringrazio tantissimo Coach Beltrami che appena ho avuto questa idea mi ha detto sì, va benissimo, anzi ottimo, ti mando subito un video. E, insomma, che rapporto, cioè, quanto è bello avere un allenatore così giovane, perché Beltrami sono tantissimi anni, ha tantissima esperienza, ma è giovanissimo, cioè, sottolineo giovanissimo perché siamo quasi coetanei. E come vi siete trovati con voi? Francesca, torno da te. Io ti dico, ho avuto un rapporto veramente splendido con Ale e devo dire che per le esperienze che ho avuto è sempre un po' difficile avere un rapporto così unito con un allenatore, e invece lui è stato veramente in grado di sia unirci tra di noi e sia integrarsi con noi senza mai nessun tipo di problema, nessun tipo di discrezio o altro. Quindi io devo dire che il bilancio di questi 2 anni insieme è veramente positivo e lo ringrazio per questo video, perché so che sarà lì a guardarci mentre faremo allenamento. Laura, tra l'altro Coach Beltrami vedo che è anche lui molto social ultimamente. Sì, ho visto anch'io, ci siamo stupite tutte di questa cosa, che con sua moglie Gloria sta facendo un sacco di video super divertenti, quindi l'abbiamo visti molto volentieri, anche perché fa sempre strano, no? Vedere in video una persona che si è abituata a vedere tutti i giorni, adesso ovviamente no, però stra divertenti quei video. Allora Ilenia, io mi dileguo, ti lascio la parola, se avete bisogno di secondi vi tengo aggiornate, e per tutti quelli da casa, se avete domande durante gli esercizi o a fine esercizi poi li vado a leggere e Ilenia risponderà, perché lei è la numero 1, la personal trainer di oggi. Quindi Ilenia, lasciate la parola. Ok, dai. Allora direi di iniziare facendo un po' di riscaldamento misto, quindi quello classico per noi pallavoliste, un po' di mobilità. E adesso mi allontanerò, sono senza occhiali, quindi fate una macchina che mi avvicino perché non vedo niente. Ok, quindi partiamo dalle caviglie e andiamo a fare delle rotazioni. Tanto Ice ci guarda.